Carlo Grasso e Cornia si giocano un posto di prestigio nella corsa playoff del girone E di seconda categoria. Cornia che parte forte con l'incursione di Sansone nel tiro di Leverone, troppo debole per impensierire Ceniviva ad impensierire il direttore di gara. Massa ci pensa la panchina, il fischietto Chiavaresi. Inizia così un pomeriggio impegnativo come la parata di Capurro su punizione di Federico Rossi o come l'occasione più grossa del primo tempo con Sansone che innesca Mameli. Ceniviva para coi piedi e un Lollo Massa in versione Goal Like Technology chiude la prima frazione sullo 0-0. Pareggio ad occhiali che regge anche al decimo della ripresa quando il tiro cross di Capurro picchia sul palo e Dondero non riesce a ribadire in rete. A metà frazione però il Cornia rimane in 10 per il doppio giallo a Mameli e il trend cambia perché immediato arriva il vantaggio del Carlo Grasso con la sfortunata autorete di Luise. Il Cornia in 10 prova a riprenderla e reclama per un tocco di mano in area gialla-arancia. Al 93esimo però arriva il castigo finale di Macchiavello che chiude i conti e fa volare alto il Carlo Grasso in classifica.